Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. L'escalation della nuova guerra del Golfo paralizza Dubai, cuore turistico e finanziario degli Emirati. Migliaia i voli cancellati, oltre 20.000 gli italiani coinvolti, centinaia gli studenti bloccati. Una giovane imprenditrice siciliana racconta al nostro TG paura e incertezza lontano da casa. Anche in Sicilia le compagnie sospendono i voli in Medio Oriente, bloccate le rotte aeree da Catania per Dubai. Tra poco le voci dei passeggeri all'aeroporto Bellini tra preoccupazione e incertezza. Palermo, da qui non ce ne andremo, non fa paura la mafia degli alloggi popolari allo Zen che aveva bastonato un cingalese davanti ai familiari per costringerlo a lasciare l'appartamento che gli era stato regolarmente assegnato. Va bene, lasciamo i titoli per il momento e andiamo subito alle notizie ai nostri servizi. L'escalation in tutto il Golfo della guerra di Israele e Stati Uniti con l'Iran travolge Dubai, cuore turistico e finanziario degli Emirati. Sono migliaia i voli cancellati, oltre 20.000 gli italiani coinvolti, centinaia gli studenti bloccati. Al nostro TG parla una giovane imprenditrice siciliana che racconta paura e incertezza ora che è lì, lontano da casa. Vivere ogni giorno per settimane o mesi con questo patema d'animo non so quanto sia possibile. Come dentro un film, come un incubo che non finisce mai. È quello che sta vivendo Giorgia Colla in queste ore. 29 anni, palermitana, imprenditrice digitale, vive e lavora a Dubai come altri 20.000 italiani. Oggi è stata la prima notte in cui sono riuscita a dormire qualche ora di fila. Non sai se stai facendo la cosa giusta. Una giovane partita dalla Sicilia per cercare opportunità e che si ritrova inaspettatamente in un teatro di guerra. Mai avrebbe pensato di poterla vivere da vicino. Ho quasi gli occhi lucidi perché non mi sembra vero, questi li ho sempre visti al telegiornale, appunto. E così Dubai, da capitale del lusso e del turismo globale, diventa nuovo fronte dell'escalation in Medio Oriente e subisce gli effetti della guerra di America e Israele contro l'Iran, travolgendo una città considerata fino a pochi giorni fa una zona neutrale. Stiamo cercando, ripeto, di rimanere lucidi. Ci sono valigie e scarpe già pronte sull'uscito della porta, magari dei pacchi anche pronti, magari di spesa. C'è un po' di caos, sono tutte le persone che ospitiamo. Giorgia e il suo fidanzato vivono negli Emirati da 3 anni. Da sabato hanno messo a disposizione casa loro, a pochi chilometri da Dubai, per ospitare amici e conoscenti che invece hanno casa in centro, terrorizzati dai voli di razzi e droni sulle loro teste. Stiamo cercando di attendere informazioni. C'è chi di persone che conosciamo sono andati in Oman. Ma questo un monolocale dove una di loro dorme. Intanto da Palermo i genitori di questi ragazzi provano a stargli vicino, nascondendo paure e ansie. Mio padre cerca di sdrammatizzare nonostante la distanza dice: guarda il lato positivo, siete chiusi dentro un bunker di lusso. Non perde il senso dell'umorismo. Neanche a Catania intanto si vola per Dubai e tra i viaggiatori c'è tensione e preoccupazione. Dall'aeroporto Bellini, Adelaide Barbagallo. La guerra in Medio Oriente con l'attacco di USA e Israele all'Iran sta creando caos nei cieli di tutto il mondo, innescando quella che gli esperti definiscono la più grave interruzione del traffico aereo globale dai tempi del Covid. Chiusi gli spazi aerei di Iran, Iraq, Israele, Siria, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, sono decine di migliaia i passeggeri bloccati in scali cruciali come Dubai e Doha o con voli cancellati verso l'Europa e il Nord America.
Voli per Dubai sospesi all'aeroporto di Catania. La compagnia aerea fa conoscere di volta in volta lo stesso giorno lo stato dei voli. Prossima data utile sarà mercoledì e sarà lo stesso giorno, cioè il 4 marzo, che la compagnia aerea farà conoscere ai viaggiatori se potranno viaggiare o meno. Tensione e preoccupazione tra i passeggeri in partenza o arrivo nello scalo catanese. Per andare all'estero sì, però noi abbiamo volato in Italia, quindi problemi non ce ne sono stati. Ecco. C'è una tensione di base, ma al di là se prendi l'aereo o no, cioè c'è proprio una tensione di base in generale, secondo me. In questo momento non mi sposterei fuori dall'Italia per come è la situazione attuale. Le ripercussioni ci saranno, quindi c'è paura in generale che qualcosa di brutto possa accadere, sì. Secondo le normative internazionali, in caso di cancellazione di un volo, la compagnia è obbligata a rimborsare il biglietto, a riprogrammare su un volo alternativo o in altra data. Non è obbligata però a dare al passeggero un indennizzo quando la chiusura dello spazio aereo è per motivi bellici, perché questa circostanza rientra nelle cause di forza maggiore. Notizie siciliane, Palermo, la famiglia cingalese minacciata e aggredita allo Zen non va via dall'appartamento che gli è stato assegnato regolarmente. Da qui non ce ne andremo. Parla così l'uomo aggredito e frustato dai residenti del quartiere. Marco Cullà. Noi da qui non ce ne andremo. La famiglia dello Sri Lanka non vuole lasciare la casa dello Zen 2 dove vive e che gli è stata assegnata regolarmente. La brutale aggressione nei confronti del padre famiglia, frustato e picchiato con calci e pugni da alcuni residenti del quartiere, non fa desistere i cingalesi. Noi non andiamo via da qui e resistiamo a chi non ci vuole, dice l'uomo 64enne, picchiato e frustato con una cinta davanti ai figli in lacrime. Il cittadino continua a resistere all'interno del proprio appartamento, che non è solo, che non è isolato, ma questi episodi confermano come l'attenzione che il Comune di Palermo sta rivolgendo intorno ai racket degli alloggi popolari sia un'attenzione giusta, perché spesso questi episodi accadevano nel silenzio e nella fragilità di singoli cittadini. Dopo essere stato picchiato, l'uomo è andato subito alla polizia, dove ha raccontato tutto ciò che ha subito e descrivendo gli aggressori. Un elemento importante: la famiglia resiste agli attacchi di chi vuole continuare la scia dell'abusivismo e l'irregolarità allo Zen. A Niscemi, dopo un mese di chiusura e paura, la zona rossa viene riaperta, mentre scatta un monitoraggio senza precedenti, con droni, sensori, satelliti, per tenere sotto controllo il terreno. Zero Italia. Molti residenti hanno già fatto rientro nelle proprie abitazioni, altri invece preferiscono attendere ancora qualche giorno. Resta il timore che il fronte franoso possa riattivarsi, un'ipotesi che secondo la Protezione Civile può essere esclusa pur mantenendo alta l'attenzione. Il fenomeno franoso, che ha interessato una fascia di circa 4 km e imposto l'evacuazione di centinaia di persone, resta comunque costantemente sotto osservazione. In campo un sistema di monitoraggio avanzato che integra più tecnologie. A sorvegliare il terreno sono ora anche i satelliti di Capella Space, azienda acquisita dal gruppo statunitense IonQ, specializzato in informatica quantistica. Attraverso radar a apertura sintetica, i satelliti consentono di rilevare in tempo reale anche minimi movimenti del suolo, fornendo dati cruciali ai tecnici e alla protezione civile. Un progetto nato dalla collaborazione tra la base di Sigonella, il consolato statunitense e l'amministrazione comunale. Il controllo dallo spazio si affianca a droni ad alta risoluzione, stazioni GNSS per intercettare microspostamenti e sistemi laser utilizzati dai vigili del fuoco. Un dispositivo integrato per garantire sicurezza e prevenzione, mentre Niscemi prova lentamente a voltare pagina. Catania, Adele è stata assassinata dai mostri. Al TG Sicilia parla l'amica della donna rumena uccisa nei pressi del porto. Era una donna solitaria, racconta, ma dava tutto il cuore. Tonino De Mana. Lo dovete chiedere ai mostri che ci sono qua a Catania. Ai mostri? Sì. Lo ripete più di una volta con un filo di voce e parla di mostri. Quei mostri hanno ucciso la sua migliore amica Elisabetta Bolgiar, che tutti conoscevano con il nome di Adele, trovata morta in un edificio abbandonato che in passato ospitava l'ex consorzio agrario a pochi metri dal porto di Catania. La vittima, 36 anni, nazionalità romena, aveva segni evidenti di percosse e qualche ferita d'arma da taglio, specie alle braccia e al collo. L'autopsia, prevista tra domani e mercoledì, potrà fornire elementi utili agli investigatori. Si indaga per omicidio,
questo non hanno dubbi gli investigatori che stanno puntando l'attenzione sul mondo della prostituzione e del crack. Non si dà pace Carolina, proveniente dalla Repubblica Dominicana ed amica di Adele. Mi piace fare male alle persone, alle donne deboli, come Adele, come me, come tanti altri. Era un pochino solitaria, però quando si è affezionata ti dava tutto il cuore. Condividevano il cibo, poco per la verità, e a volte qualche dose. Tu hai mai fatto uso di droga? Sì. Quanto costa una bustina di crack? Non c'è da fare i vostri. Prima di andare via, Carolina ci fa una confessione e ci racconta di essere stata stuprata anche lei. Un anno fa, sì, da 2... non ne posso dire né animali né esseri umani. E cosa ti hanno fatto? Di tutto. Sotto gli archi. Della marina. Carolina e Adele, due storie simili e dolorose in una città che a volte mostra lati oscuri, segnati da malaffare e indifferenza. Proprio così. A Ramacca uno spacciatore che trasportava in auto oltre 7 kg di droga tra marijuana e hashish è stato arrestato dopo un inseguimento, come vedete, dai carabinieri. L'uomo era uscito dal carcere da una settimana soltanto e viaggiava in più su un'auto rubata. 3 giovani sono stati arrestati a Caltanissetta durante un controllo vicino al carcere Malaspina. Preparavano il decollo di un drone per introdurre droga e cellulari nel penitenziario. Rita Cinardi. Avrebbero voluto far arrivare droga e cellulari dentro il carcere Malaspina di Caltanissetta utilizzando un drone, ma il loro piano è stato scoperto e bloccato dai carabinieri durante un controllo notturno in centro città. In manette 3 giovani originari della Puglia, un uomo di 29 anni e 2 sue coetanee, fermati a pochi metri dall'istituto penitenziario. I militari della sezione radiomobile hanno notato l'auto ferma in una zona ritenuta sensibile e hanno deciso di approfondire. Dentro il veicolo c'era tutto il necessario: un drone professionale con accessori, 18 smartphone già suddivisi in buste, 300 grammi di hashish divisi in dosi, una bobina di filo d'acciaio e quasi 14.000 euro in contanti. Secondo gli investigatori il materiale era pronto per essere trasportato oltre le mura con un sorvolo notturno dell'area carceraria. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne, mentre per le 2 donne è scattato l'obbligo di dimora con prescrizioni. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro. Scontro mortale all'alba sulla strada statale 410 Camastra-Naro. Un giovane di 24 anni perde la vita, 5 persone restano ferite in un incidente tra un'auto con 5 braccianti albanesi e un camion. Davide Sardo. Tragedia all'alba sulla statale 410 nel tratto Camastra-Naro nell'Agrigentino. È di un morto e 5 feriti il bilancio del violento incidente avvenuto nelle prime ore del mattino, quasi all'altezza della caserma dei carabinieri della stazione di Naro. A scontrarsi sono stati un'auto e un camion carico di frutta diretto a Canicattì. Nell'autovettura viaggiavano 5 cittadini albanesi, braccianti agricoli diretti nei campi per iniziare la giornata di lavoro. La vittima è Flori Topalli, 24 anni, deceduto sul colpo. Gli altri occupanti del mezzo sono rimasti feriti. 2 di loro versano in gravi condizioni. Tutti i feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati negli ospedali di Agrigento e Canicattì, dove sono attualmente ricoverati e sottoposti alle cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale, che hanno messo in sicurezza l'area, estratto i feriti dalle lamiere e avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Il traffico ha subito rallentamenti fino al termine dell'operazione di soccorso e dei controlli. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Un motociclista di Salemi, vicino a Trapani, ha perso la vita in un incidente ieri sera. La vittima ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell'illuminazione e l'impatto purtroppo è stato fatale, nonostante il giovane indossasse il casco. Catania, carne conservata a terra.
tra sporcizia e detersivi, e quanto è emerso durante i controlli che state vedendo in una macelleria della Fiera in piazza Carlo Alberto, la cui attività è stata sospesa. Un'altra macelleria della zona è stata chiusa per la seconda volta per carenze igieniche e strutturali. Sequestrati 300 kg di carne. E non è tutto. Un pescivendolo che teneva i prodotti ittici sul banco senza ghiaccio e senza impianti di refrigerazione, parte del pesce tra l'altro era immerso in acqua sporca e quindi anche lì c'è stata una sospensione. In un altro controllo i NAS hanno sospeso ancora un ristorante in un noto centro commerciale. Dentro c'era sporcizia, scarafaggi, vicino al cibo è stata disposta una sanzione di 3.000 euro. Tutto questo a Catania. A Messina fermati 4 ragazzi saliti sul pilone di Torre Faro sullo stretto. Il video ripreso dai passanti, un successo secondo Copione per gli autori della bravata, ha fatto però entrare in azione i carabinieri che li hanno portati in questura. Francesco Triolo. Hanno utilizzato un paio di transenne per salire sul basamento in cemento prima e poi arrampicarsi sino in cima al pilone di Torre Faro. Una bravata, finita però in caserma per 4 ragazzi, quella di ieri pomeriggio a Capopeloro, in un'area chiusa al pubblico ormai da anni. La scena è stata ripresa da alcuni passanti con i cellulari, foto e video dove si vedono i giovani mentre si arrampicano sulla struttura, uno dei simboli più riconoscibili dello stretto. A poco i ragazzi sono saliti dalle scale utilizzate per la manutenzione per arrivare sin su in cima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che gli hanno prima intimato di scendere e poi fermato i 4 ragazzi identificati. Per loro potrebbe scattare una denuncia visto che l'accesso al pilone è vietato. La bravata, proprio mentre il comune ha appena affidato i lavori di manutenzione del basamento della struttura, un intervento da circa 88.000 euro per mettere in sicurezza la base del pilone ed evitare proprio l'accesso non autorizzato. Negli anni infatti recinzioni e cancelli sono stati danneggiati e la vegetazione è cresciuta senza controllo. Il primo passo, in attesa di un progetto più ampio di recupero e valorizzazione del pilone, che però al momento non ha ancora un finanziamento definitivo. Gela, 5.000 ingressi in un solo giorno per il nuovo museo di Bosco Littorio nell'area archeologica. Dopo decenni di attese e ritardi, la triremia arcaica Gela 1 trova finalmente casa. È un patrimonio unico che rilancia turismo e identità culturale. Gerri Italia. 5.000 visite in una sola giornata. Si chiude con numeri da record il primo fine settimana del nuovo museo dei relitti greci di Bosco Littorio a Gela. Un debutto che va oltre le aspettative e segna una svolta per la città che riscopre uno dei suoi tesori più preziosi, una delle navi più antiche del mondo. Dopo anni di attese, ritardi e ostacoli burocratici, la triremia arcaica Gela 1 ha finalmente una sede definitiva. Recuperata nelle acque di Bulala, davanti alla costa gelese, la nave torna visibile al pubblico dopo 2000 anni di silenzio sui fondali. È una perla rara perché coniuga da una parte la storia millenaria del nostro mar Mediterraneo e dall'altra parte esalta l'identità siciliana. C'è un grande fermento culturale a Gela e oggi questa apertura sicuramente terrà a battesimo un volano importante. Con l'apertura del Museo dei Relitti Greci si dà veramente il via a quella che è la nuova era della città di Gela, una città turistica, archeologica e culturale. Varcare la soglia del museo significa salire idealmente a bordo. Lunga 17 metri, la Gela 1 racconta una storia che attraversa secoli e Mediterraneo. Partita dall'Attica, naufragò al largo di Gela, dove rimase sepolta fino al 1988, quando fu individuata da 2 subdilettanti locali. Per me è un onore avere trovato questa nave per il bene del paese e sto provando più emozione oggi che quando l'ho scoperta. Da quella scoperta presero il via 5 campagne di scavo, 20 anni di studi e un lungo restauro, culminato nel trasferimento dei legni in Inghilterra al Mary Rose Institute e nel rientro in Italia nel 2013. Ma il museo non era ancora pronto. Tra contenziosi, ricorsi e rallentamenti, l'edificio è stato finalmente completato solo nel 2023. Oggi il museo si presenta come un polo d'eccellenza con spazi immersivi e percorsi didattici, un complesso pronto ad accogliere anche gli altri 2 relitti scoperti a Bulala. La Gela 1 torna così a navigare non più tra le onde ma nella memoria collettiva, un viaggio che unisce archeologia, identità e futuro e che già nei primi giorni ha trovato migliaia di passeggeri pronti a salire a bordo.
Complimenti ai due sub, però non c'è che dire. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio il Palermo che si allontana dalla vetta e il pareggio del Catania con la Salernitana. State con noi, vi aspetto. Calcio, brucia la sconfitta dell'Adriatico per il Palermo che si allontana dalla vetta. Inzaghi dice non siamo stati gli stessi delle ultime partite. Marco Cullà. La sconfitta di ieri all'Adriatico contro il Pescara potrebbe condizionare, e non poco, la corsa del Palermo verso la promozione diretta. Da paradiso ad inferno, tutto in unica fermata. Sì, perché il Palermo, se avesse centrato i 3 punti, si sarebbe avvicinato notevolmente alla coppia di testa Venezia e Monza. E invece il KO contro gli abruzzesi rischia di far uscire fuori strada la formazione siciliana e dire che dopo un primo tempo particolarmente equilibrato il Palermo la sblocca con il solito Poyampalo. Sembra il gol che apre il via alle danze. Non è così. A ballare è solo la difesa rosanero. Prima Insigne pareggia, poi nel finale il gol di Maestri con deviazione beffarda per Joronen. Dopo 114 giorni il Palermo ha interrotto la sua striscia positiva di 14 risultati utili di fila. Dopo 14 partite imbattuti, insomma, purtroppo non ci voleva, dobbiamo accettarla, non siamo stati il solito Palermo e se non sei il solito ricadi negli stessi errori di tanto tempo fa. Speriamo sia solo un incidente di percorso e dobbiamo ripartire subito. C'erano tutti gli ingredienti per un pomeriggio memorabile, visti i risultati delle dirette concorrenti. Invece i rosanero sono riusciti a rovinare tutto con una seconda parte di ripresa orribile. Primo tempo 0-0 e fatto gol subito come abbiamo pianificato a metà tempo, ma comunque abbiamo secondo me fatto abbastanza, errore tecnico mio, purtroppo il momento chiave della partita ha dato fiducia a Pescara e comunque nonostante di posizione della classifica è piena di ottimi giocatori. Mercoledì altro turno di campionato al Barbera, arriva il Mantova. Finisce 0-0 il primo big match in terra campana del Catania. I rossazzurri pareggiano a Salerno, adesso si troveranno di fronte il Benevento che nel frattempo vola a +7. Marco Carli. 0-0 amaro perché soprattutto nel primo tempo il Catania gioca meglio della Salernitana e perché il pari della Recchi consente al Benevento di allungare in classifica. I Sanniti hanno 7 punti di vantaggio sugli etnei e giovedì le due squadre si troveranno di fronte al Vigorito. Toscano nei primi 45 minuti osserva i suoi che creano occasioni, almeno 4 abbastanza nitide, un cross di Casasola su cui non c'è l'intervento decisivo, una conclusione di Donnarumma parata dal portiere campano, D'Ausilio che corre, si accentra, salta benissimo il suo diretto avversario ma non conclude altrettanto bene, e ancora Casasola che di testa indirizza verso l'angolino ma la palla esce. Sono orgoglioso per i ragazzi, poi c'è mancato il gol, lavoreremo anche su quello perché sta capitando troppo spesso che noi per fare un gol dobbiamo creare 7-8 situazioni pericolose, però ripeto, io devo fare solo complimenti ai ragazzi e sono orgoglioso di loro. Nel secondo tempo non ci sono grandi occasioni, la Salernitana chiude meglio gli spazi, il Catania non soffre ma punge di meno e al fischio finale vede il Benevento scappare, la chiosa la mette Cosmi che fa i complimenti al Catania e poi guarda la corsa al primato. Il Catania fa bene a sperarci anche perché poi la prossima credo giochino subito contro, però nel caso di non vittoria del Catania credo che a 7 punti si può sempre sperare, però solo vincendo ti rimetti in condizioni di creare pressione al Benevento. Credo che nel caso di sconfitta sono tanti punti da recuperare, un pareggio ti lascia un pochino nel limbo, però io oggi ho visto un ottimo Catania. Ancora una notizia, giovedì sera è stata consentita l'apertura del settore ospiti dello stadio Vigorito di Benevento. Saranno 1.400 i biglietti a disposizione dei tifosi del Catania che vorranno sostenere la squadra in trasferta. I biglietti sono già disponibili attraverso gli abituali canali di vendita. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio.